Presidente Fontana, l'Orchestra Sinfonica di Milano compie 30 anni, un'istituzione culturale importante sostenuta da Regione Lombardia. Un'istituzione importantissima che ha avuto dei momenti di difficoltà ma che ha saputo riemergere grazie alla qualità, grazie alla capacità, grazie alla passione che hanno dimostrato in questi 30 anni di storia. Un'orchestra sinfonica che sta affrontando anche nuovi modi per fare musica e per presentare la musica, andando nelle periferie, presentandosi ai giovani, presentandosi agli anziani, organizzando anche iniziative di tipo culturale e sociale, quindi è qualcosa che noi riteniamo importante per la città ma soprattutto per tutta la regione. L'auspicio è di vedere una programmazione sempre più lombarda. È una cosa che ho chiesto proprio oggi alla Presidente, di cercare di organizzare una tournée lombarda, e la Presidente ha accolto l'invito con entusiasmo. L'Orchestra Sinfonica di Milano è sicuramente un'eccellenza non solo per Milano ma per tutta Regione Lombardia, e quindi sono contenta di essere qui oggi a festeggiare questo 30° anniversario, che non è soltanto un anniversario per fare un bilancio sui grandi successi, sui traguardi, ma anche per raccontare una visione futura. Ecco, si parlava di centro e periferia, quindi un'orchestra che si radica nel territorio. Sì, che poi è un po' la mia visione di cultura, quindi sono anche contenta di questa loro proposta, perché non solo insomma, saper coniugare le realtà di tradizione con l'innovazione, quindi il centro con le periferie, è sicuramente anche la mia visione. Un tema emerso è anche quello del disagio giovanile, quindi la cultura anche in questo caso si propone come antidoto al disagio giovanile. Esatto, io questo lo dico sempre, loro fanno tante iniziative per le scuole, con le scuole per i giovani, e li ho ringraziati perché sicuramente è un messaggio importante non solo a livello culturale ma anche a livello sociale, perché come dico la cultura, l'arte e la musica sono sicuramente un grande antidoto contro il disagio giovanile e il disagio sociale. Regione Lombardia e le istituzioni sostengono la vostra attività. Sì, abbiamo proprio negli ultimi anni avuto l'attenzione di queste importanti istituzioni che ci sostengono non solo a livello finanziario, questo è fondamentale, ci sostengono grazie ai consiglieri che sono in consiglio di amministrazione e che ci aiutano nel nostro percorso, e ci sostengono con le varie iniziative che vengono aperte alla nostra realtà e, perché no, anche spesso con un'interlocuzione, consigli, dialogo. Questo è fondamentale. Per dirla in una parola, le istituzioni noi in questo momento le sentiamo particolarmente vicine.